Caturran, 15 Zadora, 14 Ficeto, 21 Maretti, 26 Natascia Barban, 27 Zardini, 29 Giulio De Luca, 77 Evelyn. Il Falconare invece di Giulio Domenichetti con il numero 3 Colucci, 4 Scopponi, 5 Condò, 6 Gregori, 7 Ballardin, 8 Ciccale, 11 Eutidio, 12 Bordattini, 14 11 Pisa Pereira, 21 Ferrari, 77 Caturran. Esterna arbitrale oggi presente al Pala per 4 opinioni, il primo arbitro è Gioacchino Lattanza della sezione di Collegno, il secondo Maria Frau di Carboni, Aicron, Aronne Benetti di Vicenza. Per il match 12ª giornata prima di ritorno, comunque è la prima volta che soprattutto le squadre già sono sfidate nella prima giornata, scorso 21 settembre, 5-0 alle Pala Vagliale per le campionesse d'Italia con la doppietta di Isa Pereira, reti di Colucci, Ferrara e Dio. Notace che da lì ha fatto 2 punti, ha realizzato 2 punti, sconfitta anche contro il CMV, il pareggio al Monte Silvano, l'ultimo secondo gol di Evelyn, 7 sconfitte consecutive e poi il 3-3 sul campo del Tiki Taka. Settimana scorsa al Pala Roma. Per quanto riguarda il Falconara, ha avuto 20 l'ultima delle quali è arrivata 2-1 sul campo dell'Altamira 3 settimane fa. Sconfitta che ha seguito il pareggio contro Vittorio, seconda sfida nel giro di pochi giorni, 3 giorni contro le pugliesi, dopo aver perso in casa il Pala Vagliali di Falconara Marittima, Supercoppa il 13 dicembre, 6-3 la vittoria della Vittorio, terza Supercoppa consecutiva per la società neroverde. È tutto pronto comunque nel primo tempo, attaccherà da sinistra a destra dei vostri schermi Audace Verona e Andrea Rossi, casa Falconara di Giulio Domenichetti da destra a sinistra con il completo azzurro. Entrambe le squadre giocano con la propria tenuta casalinga, diciamo. E dunque è tutto pronto, farà rotolare il primo pallone fatto in questo momento casa Falconara con Ballardini, Isa Pereira, Erika Ferrara, Nino Tidio, oltre ovviamente Denise Carduran in campo. La palla da Audace Verona prova a gestire con Barbani. Per Andrea Rossi lo starting five vede invece davanti a Marta Verduagnini, buon appunto per solamente 2 in campionato, ha sicuramente fatto vedere decisi miglioramenti anche a livello di spirito, di atteggiamento e ha trovato il gol anche con una certa regolarità, bloccata anche Sabatini. Il primo tiro della partita dopo 39 secondi di gioco è la miglior marcatrice di tutta la squadra con 5 reti, trovato da migliore è Alina Elpidio, 16 gol per la seconda miglior marcatrice di tutto il campionato. Lei che dice la miglior marcatrice con 20 gol. Renatino. Non si sente. Casa Falconara con Eutidio che ha toccato corto per Isa Pereira, l'apertura di cronaca autrice di 2 gol in match di apertura della Serie A Tesis 25-26, 5-0 nel caso contro la Verona. Ancora Isa Pereira che prova a mettere dentro come fosse un calcio d'angolo, a cercare sul secondo palo lo spunto dell'inserimento di Erika Ferrara, sta vedendo il calcio d'angolo dal lato destro del fronte offensivo. Secondi di gioco il tocco appunto di Melissa Barbani, il possesso per la casa Falconara con prova a schiacciarsi due volte poi Melissa Barbani c'è un fallo ai danni della numero 11 Ballardin. Il tocco per Isa Pereira che allarga sulla destra, torna a sinistra da Ballardini, non riesce ad arrivare
centrocampo, difesa rossonera, qui da un lato per Giorgia Fernandez, ha bloccato momentaneamente solo la difesa rossonera. Si sente l'ambientale, non si sente la cosa. Di nuovo il calcio d'angolo in favore dell'Ocasa Falconara, messo dentro da Isa Pereira. Allontana nuovamente la difesa del Audace Verona, che sta fronteggiando da diversi minuti una lunga fase di possesso e di supremazia territoriale da parte dell'Ocasa Falconara. Attenzione a Isa Pereira che prova a mettere dentro da posizione defilata. È stata la deviazione di Evelyn Luana Tosetto. Nuovo calcio d'angolo in favore delle campionesse d'Italia, della formazione ospite, che ne sta facendo collezione. Ancora Isa Pereira all'indietro da Elpidio, dentro sul secondo palo, brava Luana Puttoff ad anticipare l'altra numero 3 in campo, ovvero Carola Colucci. Grande giocata poi del numero 26 Natasha Barban, che ha provato a mettere dentro per Evelyn Luana Tosetto, anticipata da Denise Carturan, secondo portiere della nostra nazionale, della nazionale azzurra, di Francesca Salvatore, vice di Ana Carolina Sestari. Anche all'ultimo mondiale nelle Filippine rilancia Puttoff, che però ha fatto scorrere 4 secondi a sua disposizione, ha perso l'attimo giusto e dunque giustamente Andrea Frau, il secondo arbitro, diciamo, della sezione AIA di Carbonia, oggi qui designato al Pala Lupatotina, ha comandato il cambio di rimessa, anche se non ha portato a nulla il cambio, la battuta da parte dell'Ocasa Falconara con la palla persa in zona d'attacco. Puttoff allarga tutto per Marta Verdù, che si allarga sulla sinistra, riceve e cerca di aggiungersi, diciamo, alle 4 di movimento per impostare dal basso, senza però alcuna fortuna, rilanciando lungo, palla sul fondo, è ripartita già Carturan, ingresso in campo al posto di Natasha Barban da parte di Greta Maretti, mentre invece rispetto al quintetto d'apertura appunto Colucci per Domenichetti è andato a sostituire Erika Ferrara. Ballardin doppio passo, gioco di gambe, ha saltato inizialmente in un primo tempo Luana Puttoff Novaes, senza però poi riuscire a tornare sul pallone allungandoselo, palla che rotola sul fondo. 16 minuti e 20 secondi, Audace Verona che cerca di alleggerire in alcuni frangenti, in alcuni casi, la pressione che si sta facendo a lungo insostenibile del Ocasa Falconara. Attenzione a Maretti che contende il pallone con l'altra 21 in campo, scusate, con il numero 11 Aline Elpidio. Passos, il lancio poi di Carturan, Elpidio attaccata alle spalle da Puttoff, vince poi il duello Evelyn con Ballardin, calcia con il mancino. Diciamo che le due conclusioni vere e proprie di questo match, e questa è la prima nello specchio, è dell'Audace Verona, anche se in precedenza è stato un tentativo da posizione defilata da parte di Ballardin. Prima Natasha Barban a lato con il mancino sul fondo e poi in questo caso appunto Evelyn, senza creare alcun grattacapo a Denise Carturan. Sono comunque dei segnali, degli squilli da parte dell'Audace Verona. 15 minuti e 40 secondi, ne sono passati 4 e 20. Calcio d'angolo in favore dell'Ocasa Falconara. Isa Pereira si aggiusta, o meglio cerca di aggiustarsi il pallone con la suola. Nel frattempo entra in campo anche Leonora Zandona, che dopo il lungo infortunio aveva tornata sul parquet in occasione della gara contro il Cagliari di 2 settimane fa qui al Pala Lupatotina, e al gol nella gara invece di settimana scorsa 3-3 contro il Tiki Taka Francavilla. Zandona, rimessa laterale proprio per la numero 11 classe 2004, che si è messa in luce nelle scorse stagioni anche e non solo in Serie A ma anche con la maglia dell'Under 19 rossonera, campionessa di tutto nel 2024, triplete nazionale, allenata da Arianna Pomposelli. È entrata in campo anche per l'Ocasa
Nancy Samantha Lott, la olandese classe 91, ex ultima esperienza Atletico Chiaravalle, tra le altre. Diverse esperienze per lei nel nostro paese, proprio il numero 14 che cerca di smistare il pallone sulla sinistra per Carola Colucci. Non può assolutamente arrivarci l'ex Lazio, classe 97, rimessa dunque in favore dell'Audace Verona, sempre 0-0 al Palla Rupatotina, resiste l'equilibrio con un Audace Verona che, nonostante stia concedendo logicamente, come era appunto logico aspettarsi, il possesso palla, il predominio territoriale all'Ocasa Falconara, sta comunque resistendo per il momento senza troppi patemi. Un'Ocasa Falconara che sta ancora, diciamo, gestendo e agendo come un diesel, ancora deve azionarsi al massimo dei propri giri. Colucci all'indietro per Lott, allarga sulla destra per Isa Pereira, ha un po' di spazio, cerca centralmente e trova Elpidio, la grande parata sul puntata con il destro da parte di Elpidio, da parte di Marta Verdù. Bellissima giocata della numero 11, miglior marcatrice dell'Ocasa e vice capocannoniera del campionato della Serie A Tesis 2025-2026. Elpidio ha cercato di sbloccare il risultato, ci è andata molto vicino perché è arrivata la prima grande parata della partita da parte di uno dei due portieri, nella fattispecie appunto di Marta Verdù Agnon. Ottima parata del portiere spagnolo, classe 99. Rimessa laterale, calcia proprio Elpidio, anzi la batte Elpidio, calcia Isa Deuteiro Pereira senza inquadrare lo specchio di porta, che sta per esaurire il 6° minuto di gioco. Sempre 0-0, pressione alta da parte di Colucci e Pereira, molto brava Evelyn a deluderla. Evelyn che poi cerca un tiro cross con il diagonale, forse più un tiro che un cross, aveva comunque, diciamo, provveduto, fatto alla grande il proprio compito, eludendo il tentativo di raddoppio da parte di Isa Pereira e Carola Colucci. Sul parquet ora anche Luana Condò, 2001 francese, nuovo arrivo della scorsa estate nella società del neopresidente falconarese Fabrizio Balzani, società che, diciamo, nella scorsa estate ha, diciamo, visto rimpasto, una specie di rimpasto, nuova. Attenzione a Condò che recupera palla, Condò calcia, poco convinta. In questo caso ha perso palla in modo sanguinoso, in zona sanguinosa all'Audace Verona. La recuperata Condò che ha cercato il 5° gol della propria stagione. L'ultimo gol segnato nell'ultima casalinga, 9-1 al Palla Badiali contro la Lazio, una delle 9 reti con cui la formazione di Domenichetti aveva sommerso quella di Chilelli. Marietti prova ad andarsene, ce la fa in aiuto con Melissa Barban. Finisce a terra proprio l'ex Bagnolo che chiede spiegazioni al secondo arbitro, al signor Frau di Carbonia, senza ottenerne, chiedeva il fallo. Si resta invece fermi all'unica irregolarità commessa nel corso del 2° minuto di gioco dall'Audace Verona. Attenzione al tiro da parte di Melissa Barban che mette questa volta più in apprensione Denise Carturan, un tiro non angolato ma che sbucava davanti a una serie di gambe e corpi. Attenzione alla grande giocata di Ballardin che con il destro va a cercare il palo lontano. Altra grandissima risposta da parte di Marta Verdù. Ci ha provato nuovamente l'ex VIP falconare Tiki Taka, nativa di Porto Alegre, italiana, brasiliana, naturalizzata italiana, che lo scorso anno ha vinto lo scudetto con il Falconara. In estate è passata al Tiki Taka, salvo poi tornare sui propri passi, tornare alle Citizens nel corso della sessione di mercato invernale apertasi a dicembre, subito dopo il mondiale, il primo mondiale della storia del futsal femminile, giocato appunto nelle Filippine dal 21 novembre al 7 dicembre 2025, vinto dal Brasile. Ci ha provato nuovamente poi, questa volta senza inquadrare lo specchio di porta, Giorgia Fernandes Ballardin. Ancora nessun gol al proprio ritorno all'Ocasa Falconara. 5 gol nella prima parte di stagione con il Tiki Taka Francavilla, 12 gol invece lo scorso anno appunto con la divisa delle Citizens. Fase della gara abbastanza caotica
disordinata con diversi cambi di possesso, diversi capovolgimenti da una parte e dall'altra. Cerca di rimettere ordine Isa Pereira, c'è stata anche qualche protesta del pubblico del Pala Lupatotina per qualche contatto di troppo. L'ultimo vede appunto una collisione aerea tra Putov e Lot, che cercava con la testa di servire Condò a centro area in posizione di pivot centrale. Putov controlla male, recupera Balardin, ancora doppio passo al numero 7 che si porta il pallone sul destro, calcia! Georgia Fernandes Balardin all'8° minuto, è 1-0 Ocasa Falconara, il primo gol dal ritorno nelle Marche da parte di Georgia Fernandes Balardin. David dedica verso la tribuna. A 12:32 dunque il vantaggio del Ocasa Falconara, ha segnato appunto il primo gol della sua nuova esperienza, della seconda esperienza in carriera con l'Ocasa Falconara, Georgia Fernandes Balardin, il 6° gol della sua stagione appunto, come detto poc'anzi, dopo i 5 realizzati con il tiki-taka nella prima parte di stagione. Quel che più conta è che la squadra di Giulia Domenichetti è in vantaggio 1-0 sull'Audace Verona, che stava cercando di resistere ai continui assalti, ai continui attacchi dell'Ocasa, e soprattutto è stata proprio Georgia Fernandes Balardin la più pericolosa in questo avvio di gara, che 2 volte ha messo in difficoltà e chiamato, assaggiato i riflessi di Marta Verduagnon. Un'altra grande occasione, un'altra pericolosa conclusione era stata quella di Aline Passo Selpidio, un miracolo in quel caso di Marta Verdù, che però non ha potuto niente sul destro rasoterra e anche leggermente deviato da un difensore di appunto Georgia Fernandes Balardin, che dunque ha trovato all'8° minuto del primo tempo l'1-0 per l'Ocasa Falconara. Audace ora, dopo questo time out tecnico chiamato da Andrea Rossi, chiamata a reagire e a cercare di tornare prontamente in partita. 12ª giornata che è cominciata ieri con il 3-2 della Lazio sul Monte Silvano, che dunque resterà un'altra giornata quantomeno ultima da sola in classifica con un punto solamente, mentre invece in corso in questo momento, in contemporanea, anche se la partita è cominciata alle ore 15, kick-off Bitonto, con il Bitonto in vantaggio 4-1 sul parquet appunto delle All Blacks. Chiuderanno il quadro alle 18 Cagliari CMB e Tiki-Taka Women Roma. Alle 18:30 infine il derby pugliese tra Soccer Altamura e Femminile Molfetta. Torniamo in cronaca, sono delle proteste da parte dell'Audace Verona all'indirizzo del primo arbitro Lattanzio per un cartellino giallo, anzi per un fallo non ravvisato. Maretti ci prova da posizione defilata sul bel lancio di Luana Putov, cerca il 5° gol del proprio campionato. Greta Maretti, una delle più positive in questa stagione per la formazione di Andrea Rossi, prova poi ad imbucare Balardin per Elpidio, senza fortuna. Recupera palla Isa Pereira che vola sull'out di sinistra, frena, sterza, arretra, grande palla per Condò che controlla male, con un po' di sufficienza forse la francese. E ora torna in panchina cedendo il posto a Carola Colucci, una delle più positive anche lei in questa stagione, addirittura seconda miglior marcatrice dell'Ocasa con 10 reti realizzate, dietro solamente il Elpidio, più gol anche di Isa Pereira, per fare un esempio. Per una stagione molto molto prolifica e positiva per Carola Colucci. Isa Pereira cerca la fuga del match winner fin qui, Georgia Balardin, che mette poi dentro un pallone interessante, molto velenoso, allontanato da Luana Putov con qualche difficoltà. Calcio d'angolo in favore dell'Ocasa Falconara, se ne occuperà proprio la giocatrice che ha realizzato l'unico gol visto fin qui al Pala Lupatotina in questo pomeriggio, Isa Pereira. Arretra, torna da Georgia Balardin, allarga poi a sinistra per Elpidio. Elpidio salta accentrandosi 2 avversari, prima Putov, poi Natasha Barban, allarga lato lato verso Balardin, sorpresa però dalla velo, dalla finta di Isa Pereira, che appunto aveva fatto il velo ed era corsa verso la porta di Verdù per accentrarsi, per correre verso la porta. Rimessa laterale dunque per l'Audace Verona, con Pereira in anticipo su Evelyn che protegge
il rinvio dal fondo già effettuato, l'appoggio corto da parte di Denise Carturan. 11 minuti esatti al termine del primo tempo, 9 ne sono passati. Audace Verona 0, Ocasa Falconara 1, la rete all'8º da parte di Balardin. Maretti recupera palla, cerca di destreggiarsi, cerca di accentrarsi e far passare il pallone sotto le gambe di Balardin, che recupera e concede solamente la rimessa laterale in favore dell'Audace Verona. Puttov cerca la posizione di sparo, allarga poi a Barbani, il cui cross verso Maretti viene facilmente intercettato da Colucci. Grande giocata di Colucci, che poi perde palla, però attenzione, un 2 contro 1, Maretti e Evelyn contro Isa Pereira, allarga la 21 dalla 77, ancora Evelyn che perde l'attimo della battuta, pallone allontanato da Balardin, ancora Preziosa anche in ripiegamento difensivo, non è poi scagliato in tribuna poco sotto la nostra postazione. Il tentativo poi di Natasha Barban direttamente sugli sviluppi della rimessa laterale battuta da Luana Puttov. Rimessa laterale nuovamente per l'Audace Verona, poco più avanti, sempre nel lato destro del fronte offensivo rossonero. All'indietro ancora la stessa soluzione, il tentativo questa volta di Natasha Barban è un po' più masticato e facilmente letto dalla difesa biancazzurra. Balardin, dopo diversi minuti sul parquet, diverse azioni positive, decisive da una parte e dall'altra, su un fronte e l'altro dei due lati del parquet, cede il posto a Nancy Lott. La giocata cercata da Isa Pereira, che provava a saltare verso l'interno del campo. Greta Maretti ha capito tutto, la numero 21 ex Bagnola, la seconda stagione in rossonero, che ha messo in fallo laterale. Ci prova poi Elpidio, il tentativo fermato in un primo tempo da Evelyn, torna sul pallone la 11 per favorire il recupero di Isa Pereira. La giocata poi di Elpidio, doppio passo a seminare Maretti, che la trattiene vistosamente, porta a casa il primo cartellino giallo della partita. 7 secondi dentro la seconda metà del primo tempo, 9 minuti e 53 secondi al termine, all'intervallo. Primo cartellino giallo sacrosanto, estratto in questo caso dall'arbitro Frau, il più vicino allo svolgersi dell'azione, all'indirizzo proprio di Greta Maretti. Prima moneta dunque della gara, decisione correttissima, perché Maretti si era fatta saltare secca da Aline Elpidio, l'ha trattenuta vistosamente, la maglia si è allungata in modo appunto evidente, è riuscita a proseguire la propria azione la numero 11, che ora andrà a calciare la punizione colpendo in pieno proprio Greta Maretti. Si ripresenta, diciamo, il duello. Ci ha provato l'ex, tra le altre, kick-off Bisceglie e Pescara, alla terza stagione al Falconara, arrivata nell'estate del 2023, lo scorso anno 32 reti. Ancora duello Elpidio Maretti, ancora molto brava Greta Maretti a mettere in calcio d'angolo. Elpidio decisiva anche nella finale dello scorso campionato, giocata al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, uno dei 4 gol con cui appunto la formazione di Domenichetti aveva battuto 4-3 il Pescara per portare a casa il secondo scudetto della propria storia. Allontanato in anticipo Natasha Barban su Carola Colucci, che cercava di controllare il pallone spalla alla porta per poi appunto girarlo verso la porta difesa da Verdù, che stava anche uscendo, è stata forse anche anticipata dalla propria compagna, che ha preferito mettere in fallo laterale ancora Natasha Barban, che questa volta forse aspettava l'uscita di nuovo del proprio portiere. Leggero malinteso, calcio d'angolo in favore della formazione ospite, della formazione marchigiana, allenata da Giulia Domenichetti. Elpidio sul punto di battuta osserva il movimento delle compagne, va dentro per Pereira. Isa Pereira, 10° gol stagionale, 2-0 Ocasa Falconara. Colpevolmente sorpresa la difesa rossonera sulla battuta del corner da parte di Aline Elpidio, che ha a lungo osservato i movimenti delle proprie compagne all'interno dell'area di porta, ha poi all'interno, nel cuore dell'area di porta, per
Isa Pereira, che è sfuggita alla marcatura e in scivolata è andata a depositare in rete, la porta quasi sguarnita da pochi passi dopo che Verdù era stata scavalcata, diciamo, dalla battuta di Elpidio. È andata a depositare in rete il 2-0. Cinica dunque l'Ocasa Falconara, senza strafare, senza accelerare più di tanto. Una azione costante, regolare, ma una pressione anche sicuramente costante. Balardin, che poteva anche diventare un assist sul secondo palo per Lot, ha deviato e messo in corner nuovamente Marta Verdù. Siamo dunque senza grandi picchi, in modo graduale, regolare, costante, semplicemente facendo valere la propria maggior forza fisica, atletica, tecnica, tattica. L'Ocasa Falconara sta per il momento vincendo 2-0 al Pala Lupatotina su un'Audace Verona comunque orgogliosa, che sta opponendo le proprie armi, difesa, ripartenza e grande voglia e orgoglio. La suola da parte di Colucci per il tiro cross ancora molto pericoloso, insidioso da parte di Balardin, ancora nella zona di Nancy Lot, allontanato Greta Maretti, siamo entrati da 3 secondi nel 12esimo. Lot, Elpidio, Balardin, difesa bassa ora per l'Ocasa Falconara all'altezza della linea mediana del campo. Elpidio torna lato lato da Lot, ancora va a ricevere dalla compagna, allarga per Balardin, lunga fase di possesso dell'Ocasa, leggero malinteso di cui non approfitta però in modo definitivo Evelyn Luana Tosetto, che allontana la minaccia per pochi secondi. Lot all'indietro direttamente da Carturani, lancio del portiere ex VIP, palla troppo lunga che va dalla collega Marta Verdù Agnone dall'altra parte. Melissa Barban, Evelyn prova anche l'Audace Verona a tenere il pallone per qualche secondo in più del solito, senza fortuna però, perché Evelyn va a lanciare lungo in una zona dove non ci sono compagni. Rientrano anche Condò e Isa Pereira. È proprio la portoghese a gestire il pallone. Balardin, pressione forte da parte di Evelyn, è numero 77 contro la 7. Rimessa laterale dunque in favore dell'Ocasa Falconara, 7,56. Balardin all'indietro per Pereira. Lot, ancora la 16, il lancio scodellato per Nancy Lot, ha anticipato la numero 14, la numero 11 rossonera Eleonora Zandonà. Battuta ancora di Lot, gioco di suole con Isa Pereira, tiro cross di Lot non potente ma che sbuca all'ultimo davanti a Verdù, che allontana con il piede. Ancora doppio passo di Balardin, ha toccato Puttoff ma l'ultima è stata l'ex VIP. E dunque rimessa laterale per l'Audace Verona. Un po' di confusione, Verdù rilancia lungo favorendo il recupero di Lot, che gestisce poi con l'aiuto di Isa Pereira, allargando poi per Giorgia Balardin. Tutt'altra parte per Lot, che cerca di saltare Natasha Barban, evita che il pallone rotoli in fallo laterale, ma poi se lo allunga troppo e concede invece il rinvio del fondo a Marta Verdù. Controlla in un primo tempo Melissa Barban, disorientata poi e soprattutto disarcionata praticamente dalla pressione alle sue spalle di Isa Pereira, che poi con il mancino cerca il primo palo, non è che stava insaccando praticamente sotto la traversa. Attenta però Marta Verdù a concedere il corner che avrà battuto a 4 secondi dall'esaurirsi del 13° minuto di gioco del primo tempo. Sempre doppio vantaggio Ocasa Falconara sul parquet del Pala Lupatotina sull'Audace Verona. Palla dentro, Lot non ci arriva, allontana poi Puttoff, gestisce la transizione in solitaria Melissa Barban, che ricava, diciamo, il massimo in quella situazione di uno contro tutti, con il tentativo con il destro da cui scaturisce una rimessa laterale in zona offensiva per l'Audace Verona. Puttoff dentro per il tentativo di inserimento di Natasha Barban, palla troppo lunga da parte del capitano rossonero. Isa Pereira, Balardin,
tentativo facilmente leggibile verso Alinelpidio. Attenzione a Barban che cerca Melissa, che cerca la gemella Natasha sul secondo palo, e aveva intercettato Isa Pereira, che poi va ad anticipare anche Melissa Barban, molto brava poi ad evitare il pallone rotoli sul fondo e a favorire il recupero di Evelyn. Natasha allarga per Melissa, un pallone leggermente troppo lungo, un po' contrariato in panchina Andrea Rossi, che va a ordinare il cambio proprio tra Melissa Barban e Greta Maretti. Rientra il numero 21, classe 2001, Isa Pereira. E il Pidio Ballardin centralmente per Isa Pereira, che si incune nella difesa rossonera, cerca sul secondo palo Condò, un pallone leggermente troppo arretrato per la francese col numero 5, leggermente troppo avanzato per Aline Elpidio. Comunque alla metà strada tra le due compagne si esaurisce, sfuma l'azione dell'Ocasa Falconer. Evelyn in verticale per Natasha Barban, anticipata con facilità forse eccessiva da parte di Aline Elpidio. Isa Pereira, ancora Aline Elpidio che si accentra, porta il pallone sul mancino, evita di calciare, preferendo tornare indietro di Isa Pereira, che ha allargato per Ballardin. Altro gioco di gambe, non si fa disorientare in questo caso Natasha Barban, che concede solamente la rimessa laterale, lato sinistro del fronte offensivo marchigiano. Ballardin calcia poi con il mancino Elpidio senza inquadrare la porta. 5:42. C'è Verona che ha ancora qualche minuto all'interno del primo tempo per cercare di rientrare in partita, dimezzare il passivo. Attenzione a Evelyn che recupera palla sull'errore di Carturan, il rimpallo poi non la favorisce, l'ultimo tocco è proprio del numero 77, che resta però poi a terra dolorante. E poi Lattanzio che va a chiamare i sanitari rossoneri, il medico sociale Pasini che entra in campo, anche se prima ancora dell'ingresso in campo dei soccorsi si rialza velocemente la brasiliana classe 2003 ex Unidep Pato Branco per guadagnare la panchina e andare lì a farsi curare, farsi medicare quantomeno, comunque farsi controllare per vedere se poi riuscirà ad entrare sul parquet. Non c'è stato alcun fallo, ma su un contatto regolare, comunque doloroso per la brasiliana, rimasta a terra appunto Evelyn, che stava per approfittare di un errore in uscita, in disimpegno da parte di Carturan. Dall'altra parte invece Verdù, che deve intervenire in due tempi sul destro, potente ma da posizione troppo defilata da parte di Aline Elpidio. Diciamo dunque che Carturan era uscita dalla propria area di porta con i piedi cercando di allontanare in scivolata, pallone che le era rimasto però lì, è rimasto nelle disponibilità di Evelyn Luana-Tosetto, che non era però riuscita poi a calciare verso la porta, è rimasta sguarnita. Secondo timeout tecnico, questa volta chiamato da Giulia Domenichetti, a 5 minuti e 9 secondi, poi da vivere tutti d'un fiato fino alla fine, fino alla sirena che decreterà l'intervallo. Andiamo a dare nuovamente un'occhiata al programma appunto della 12ª giornata, che appunto si chiuderà tra le 18 e le 18:30 con Cagliari CMB, Tiki Taka Roma e Altamura Molfetta, oltre a Audace Verona e Ocasa Falconara, che è l'unica partita in corso con il 2-0 che vi stiamo raccontando delle campionesse d'Italia, delle Citizens, con le reti firmate da Ballardin e Isa Pereira. Le altre due partite già concluse, l'anticipo di ieri con il 3-2 della Lazio sul Montesilvano Futsal Club e il 6-2 del Bitonto al Palamattei di San Donato Milanese sul kick-off, 6-2, con le reti di Grieco doppietta, Lussileia doppietta, Cenedese e Nicoletti, Bruna Borges e un'autoretta invece per la kick-off. Stanno per rientrare sul parquet le due squadre, ricordiamo il punteggio che dice Audace Verona 0, Ocasa Falconara 2, reti di Ballardin al 9 e Isa Pereira all'11, a cavallo, diciamo, in modo anche abbastanza simmetrico della metà del primo tempo.
Si torna dunque in campo con il possesso dell'Ocasa Falconara. Il Pidio calcia, cerca sul secondo palo Condò, che aveva però stretto di più verso il palo appunto della porta difesa da Verdù. Palla arretrata per lei. È proprio il portiere spagnolo a toccare con le mani verso Maretti, che cerca senza fortuna però lungo Melissa Barban. Il tentativo di Ballardin allontanato con i piedi nuovamente da Verdù. Torna in possesso palla il Falconara con il Pidio. Ballardin all'interno del cerchio di centrocampo, smista sulla destra per Isa Pereira. Ora Ballardin, fase di possesso a lungo, prolungato da parte della formazione di Dominichetti. Isa Pereira attende la salita di Ballardin per poi scambiare con lei ripetutamente il pallone. Palla pericolosa in orizzontale da parte di Ballardin con sempre attentissima, sempre molto sveglia Natascia Barban, pronta ad intervenire, a capire tutto e a intercettare momentaneamente in scivolata. Non poteva fare di più la pur brava numero 26 rossonera. Elpidio, a volte con troppa sufficienza l'Ocasa Falconara in queste prolungate fasi di possesso palla, quasi troppo scolastiche. Il tocco qui in orizzontale da parte di Ballardin poteva davvero portare ad una sanguinosa e letale palla persa, con Natascia Barban che avrebbe potuto anche involarsi a tu per tu con Carturan. Allontana poi bene con i piedi Verdù. La rimessa laterale battuta dentro da Nancy Lott. Rimessa laterale in favore dell'Ocasa Falconara proprio davanti alla panchina di Andrea Rossi. 3 minuti e mezzo al termine. Il tentativo di Isa Pereira, non c'è stata deviazione da parte di alcuna difendente rossonera, e poi però con troppa fretta, troppa frenesia a rilanciare Marta Verdù Agnon, portiere classe 99, ex Tiene VIP Infinity, seconda stagione per lei alla corte del presidente Alessandro Betteghella, la società rossonera. Isa Pereira che non riesce a servire Carola Colucci. Rimessa laterale dunque in favore dell'Audace Verona. Putto fa l'indietro da Maretti, allarga sulla sinistra per Eleonora Zandona che prova a far correre lungolinea. Torna in possesso palla Audace Verona. Evelyn in pressione Isa Pereira. La giocata dettata da Eleonora Zandona lungo l'out di destra del fronte offensivo rossonero. Rimessa laterale guadagnata appunto dalla squadra dei rossi. Evelyn all'indietro direttamente da Marta Verdù. Lancio lungo del portiere spagnolo con la testa Isa Pereira. È intercettato Evelyn che però non controlla nel migliore dei modi. Era sola, poteva far ripartire l'azione rossonera senza fortuna, dunque scaturisce una rimessa laterale per la formazione biancazzurra. E il Pidio all'indietro da Isa Pereira. Lott ancora dalla 16 portoghese, che ha realizzato il 10° gol in campionato. Nel frattempo duello prolungato tra Evelyn e Lott sotto gli occhi dell'arbitro Frau, che comanda il calcio di punizione in favore dell'Audace Verona. Il primo fallo commesso dall'Ocasa Falconara in questo primo tempo a 2 minuti e 35. Credo nessuna delle due squadre correrà il rischio di concedere un tiro libero all'avversario. Diciamo dunque che Isa Pereira con la rete realizzata appunto all'11° minuto di questo primo tempo, che vi stiamo raccontando qui sempre sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, ha portato a 10 il proprio score personale in stagione, raggiungendo Carola Colucci come seconda miglior marcatrice della formazione di Dominichetti, alle spalle solamente di colei che di gol ne ha realizzati 16, Aline Passos Elpidio. Maretti recupera palla, la perde poi, attenzione a 2 contro 1, Elpidio cerca di involarsi e Elpidio mette dentro, non ci arriva per questione di centimetri Nancy Lott. Palla persa da Greta Maretti. Bravissima poi Elpidio a correre sull'out di destra, a seminare Evelyn Luana Tosetto, a mettere dentro in orizzontale verso il secondo palo, verso il cuore dell'area dove stava per sopraggiungere ed inserirsi Nancy Samantha Lott, che per pochi
centimetri, non ha raggiunto il pallone. C'è stata una deviazione però della difesa rossonera che ha concesso il corner, corre Zandonà e poi attenzione al tentativo, stava per diventare quasi un tiro verso la porta di Verdù da parte di Carturan, che ha provato dunque a sorprendere la collega di ruolo, senza fortuna. Stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti, gli ultimi 120 secondi del primo tempo al Pala Rupatottina, 12ª giornata, prima di ritorno della Serie A Tesis 2025-2026. Ad Ace Verona 0, Ocasa Falconara 2, Balardin Isa Pereira. È proprio la numero 16 portoghese che ha raddoppiato in precedenza a gestire il pallone, a servire la sovrapposizione di Elpidio, che ha cercato Colucci in posizione di pivot, allontanato Maretti, calcio rimessa laterale, fallo laterale in favore dell'Ocasa Falconara. Elpidio da Isa Pereira che allarga per Balardin. Ancora la 16 dalla 11, Elpidio col mancino, anzi no, col destro in diagonale verso il palo lontano, conclusione che ne esce un po' centrale, ancora con i piedi Verdù all'ennesimo intervento decisivo del proprio pomeriggio. 100 secondi esatti al termine del primo tempo. Colucci prova con la suola, fa carambolare il pallone sull'altro numero 3 in campo, Luana Puttov Novaes, che porta a una rimessa laterale nuovamente in zona offensiva per l'Ocasa Falconara. Isa Pereira non calcia, non va nemmeno all'indietro però con la suola, ora sì da Balardin, poi Elpidio in surplus, gioco di gambe, prova poi un mancino facilmente leggibile da giocatrice che le stava addosso, molto intelligentemente Natasha Barban. Attenzione al tentativo poi di Isa Pereira, la giocata Colucci, il 3-0 del Ocasa Falconara, giocata bellissima, azione stupenda sull'asse Elpidio Isa Pereira, sovrapposizione della numero 16 che dopo il gol del 2-0 trova anche l'assist per la compagna e senza colpire di prima intenzione ma controllando e poi depositando nella porta sguarnita al 19° minuto, a 80 secondi, 1:20 dal termine del primo tempo, Carola Colucci trova il 3-0 per l'Ocasa Falconara, 11° gol stagionale per l'ex Lazio, tra le altre Carola Colucci, che dunque torna seconda miglior marcatrice. Attenzione ancora Colucci, Elpidio dopo la parata di Verdù, ancora a soffrire l'Audace Verona, ancora a cercare il gol l'Ocasa Falconara per chiudere addirittura sul +4 il primo tempo, pochi secondi dopo aver trovato il tris con Carola Colucci. Balardin prova a sfuggire a Maretti, l'ultimo tocco è proprio del numero 21 rossonero, rimessa laterale per l'Ocasa Falconara, si è provato appunto ancora Colucci, ancora Balardin, potente da posizione defilata, sì, ma una grande potenza, mettere in difficoltà e a costringere all'indietro Balardin, la battuta del corner da Isa Pereira che fa scorrere qualche secondo, va a perdere qualche metro, torna indietro da Carturani, lancio lungo verso Colucci che controlla ma non poteva fare di più sul rilancio, è un pallone effettivamente molto difficile da controllare, ha fatto il massimo la numero 3 che appunto a 1 minuto e 20 secondi, a 80 secondi esatti dal termine del primo tempo è andata a firmare il 3-0 dopo un'azione splendida, davvero stupenda, tutta in velocità, tutta di prima sull'asse. Attenzione alla palla dentro, Puttov, clamorosa occasione fallita da Luana Puttov, ottima giocata sull'asse Verdù Natasha Barban. Verdù è uscita dalla propria area di competenza, ha lanciato lungo dopo aver guadagnato quasi la linea mediana del campo, lancio perfetto per Natasha Barban, altrettanto perfetto, stupendo il servizio, l'assist di prima intenzione, di prima proprio bellissimo al volo per la corrente Luana Puttov che stava appunto sopraggiungendo sul secondo palo, ma si è praticamente incartata da sola, incespicata da sola sul pallone il capitano rossonero, che non è riuscita da 2 passi davvero a porta praticamente sguarnita ad infilare l'1-3 che avrebbe dato qualche speranza in più e un po' di morale all'Audace
Bentornati dal Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatoto, dove Audace Verona e Ocasa Falconara hanno fatto il proprio ritorno sul parquet dopo l'intervallo. Primo tempo che si è chiuso con il vantaggio 3-0 della squadra ospite allenata da Giulio Domenichetti su quella di casa di Andrea Rossi. Reti realizzate al 9 da Ballardin, al 11° da Isa Pereira e al 19° da 1 minuto e 20 secondi dalla sirena da parte di Carola Colucci. Per Ballardin il 6° gol stagionale, il primo dal ritorno della sessione di mercato invernale per l'Ocasa Falconara dopo i 5 realizzati nella prima parte di stagione con il tiki-taka. È tornata all'Ocasa dove aveva già giocato la scorsa stagione, vincendo il secondo scudetto della società marchigiana della storia, mentre invece si tratta del 10° gol per Isa Pereira e dell'11° per Carola Colucci. Ripreso il match, ha già recuperato palla l'Ocasa Falconara, ha provato lo scambio con Do e Elpidio senza fortuna. Fase di capovolgimenti di fronte, Elpidio finta di corpo, Elpidio! Un gol bellissimo! Aline Elpidio, 4-0. Un gol davvero stupendo di Aline Elpidio, che riceve da Ballardin. Finta il tiro sull'uscita di Verdú, mettendo dunque fuori causa sia il portiere spagnolo che un difensore rossonero. Due giocatrici messe fuori causa da una finta bellissima. Palla sul mancino, depositata in rete praticamente a porta sguarnita per il 4-0 al primo minuto, dopo pochissimi secondi di ripresa. È già 4-0 dunque per l'Ocasa Falconara, che dopo aver chiuso sul triplo vantaggio il primo tempo, all'interno della seconda frazione di gioco ha subito, diciamo, sbloccato i conti, portandosi sul 4-0 con il gol numero 17 della stagione della giocatrice brasiliana, classe 91. Tentativo di Condò dal limite dell'area di porta, questa volta nessun problema per Verdú. Quindi Elpidio, ex Montesilvano, Futsal Florenzia, kick-off Bisceglie Pescara al Falconara dal 2023, lo scorso anno la trionfale stagione delle Citizens, 32 reti, l'ultima delle quali nella finale del Pala Giovanni Paolo II. Perde palla con un brutto passaggio Condò, c'è forse il fallo su Evelyn, lo fischia con un ritardo abbastanza inspiegabile il primo arbitro Lattanzio. Ricordiamo la terna arbitrale oggi presente al Pala Lupatotina. I due arbitri sono Lattanzio di Collegno e Frau di Carbonia. Al crono Benetti di Vicenza, che se non vado errato è per la seconda volta consecutiva al Pala Lupatotina per una partita d'Audace Verona. Al crono in entrambi i casi, era qui anche lo scorso 28 dicembre per la partita contro il Cagliari. Nel frattempo è stata una conclusione bellissima da parte di Melissa Barban, che ha colto in pieno la traversa Carturan battuta in modo improvviso, senza, diciamo, appunto, avvisaglie. Un gran tiro da posizione defilata. Nel frattempo fugge Elpidio, poi invitata ad alzarsi in modo energico da Lattanzio, che non fischia il fallo e anzi chiede alla numero 11, da poco fa assegno, di rialzarsi in modo molto energico ed evidente. Diciamo dunque un gran tiro da parte di Melissa Barban, che a Carturan battuta ha colto in pieno la trasversale della porta, appunto difesa dal secondo portiere della nazionale azzurra di Francesca Salvatore. Il tiro da parte di Puttoff ed è proprio Carturan in uscita ad anticipare ancora Melissa Barban. Riparte l'azione dell'Ocasa Falconara da poco all'interno del terzo minuto di gioco di questa ripresa, bagnata già in apertura appunto dopo pochi secondi dal quarto gol del pomeriggio, firmato da Aline Elpidio, che dunque si aggiunge a Ballardin, Isa Pereira e Colucci come marcatrice della Ocasa Falconara. Sempre 4-0 dunque in favore dell'Ocasa Falconara. Rimessa laterale proprio per la formazione ospite, Elpidio per Condò, che controlla, pressione energica alle sue spalle da parte di Puttoff, che concede nuovamente la rimessa laterale
in favore delle Citizens, campionesse d'Italia in carica. Chiede Frau a Isa Pereira di avanzare per posizionare il pallone nel corretto punto di battuta. Bello scambio con Balardin. Attenzione, poi un bruttissimo contatto tra Isa Pereira e Verdú. Davvero un bruttissimo contatto, molto duro tra le due. Sembrava Isa Pereira in anticipo e Verdú a franarle addosso. Sanitari in campo sia dell'Audace Verona che dell'Ocasa Falconara per prestare i soccorsi e le cure del caso a Isa Pereira e Marta Verdú. La portoghese classe 95 si è già rialzata, mentre invece è rimasta a terra la spagnola, il portiere spagnolo classe 99, ancora a terra, che sembra aver subito le maggiori conseguenze dall'impatto. È uscita davvero in modo convinto, molto convinto, il portiere spagnolo. Mi sembrava in anticipo sul pallone Isa Pereira dopo aver ben scambiato con Giorgia Balardin proprio sugli sviluppi di una rimessa laterale. Bella palla di ritorno della numero 7 verso la 16, scodellata a cucchiaio verso appunto la corsa della compagna, per la sovrapposizione. Sembrava aver toccato in anticipo proprio Isa Pereira, l'è franata addosso Marta Verdú, anche se senza poi l'ausilio di un replay non mi sento di dare giudizi definitivi anche sulla dinamica dell'azione. Mi limito a salutare con grande piacere, grande sollievo, il fatto che entrambe, sia Isa Pereira che Marta Verdú, si siano rialzate senza apparenti gravi conseguenze, forse in grado entrambe di riprendere il match, anche se entrambe ora sono tornate in panchina. Isa Pereira ha lasciato il posto a Carola Colucci, mentre invece Marta Verdú l'ha lasciato alla portiere di riserva dell'Audace Verona classe 2007, Lucia Zardini, altra grande protagonista assoluta con l'Under 19 rossonera di Arianna Pomposelli negli ultimi anni, una delle più promettenti uno dei più promettenti estremi difensori del panorama del futsal femminile italiano. La giocata di Balardin, ancora Balardin che calcia dopo la sponda il pallone di ritorno da Carola Colucci. Ha respinto la difesa rossonera, è tornata in possesso l'Ocasa Falconara con il Pidio. 16 minuti e 54 secondi. Ancora Balardin, una delle più positive, una delle migliori, soprattutto nella prima parte di gara, che ha avuto il merito di sbloccare la gara, forse il gol più prezioso, più importante del pomeriggio, prima di quelli che hanno fissato per il momento il 4-0 di Isa Pereira, Colucci e poi il Pidio. Evelyn, il fallo ai suoi danni di Condò, è il secondo fallo del secondo tempo, in entrambi i casi commessi dalla formazione ospite. Rientrano in campo praticamente all'unisono dopo essere uscite in contemporanea sia Verdú che Isa Pereira. Isa Pereira prende il posto di Condò, era stata lei a commettere il fallo poco fa su Evelyn Luana Tosetto, mentre invece Verdú non rientra immediatamente, sembrava apprestarsi a rientrare al posto di Zardini dopo essersi ristabilita completamente, ma essendo l'Audace Verona in zona d'attacco, in possesso palla in zona d'attacco, rientra con la maglia, con la casacca di portiere Luana Puttoff come quinto di movimento, quindi power play provato negli ultimi 16 minuti abbondanti di gara per Andrea Rossi. Nel frattempo Evelyn prova una conclusione un po' forse velleitaria, colpendo in pieno proprio Isa Pereira. Marta Verdú dunque rientrerà dopo, quando l'Audace Verona tornerà, diciamo, ad effettuare, a svolgere la fase difensiva. Maretti, scusate, riceve da Evelyn, non trova lo spazio giusto per andare alla conclusione, per costruire qualcosa in avanti.
torna da Evelyn, che poi le ritorna il pallone con misura sbagliata e recupera, dunque torna in possesso con la rimessa laterale. Ora il possesso in zona bassa davanti a Carturan, lo casa Falconara. Elpidio riceve da Ballardin, torna proprio dalla 7 che allarga per Isa Pereira, autrice del gol del 2-0. Palla lungolinea per la sovrapposizione di Lot, che si sbilancia a contatto con Melissa Barbane, non c'è quel fallo, è poi scivolata e incespicata sul pallone proprio Lot. Evelyn salta Isa Pereira e recupera il pallone, lo scaraventa sulle gambe di Giorgia Fernandes Ballardin. Rientra Puttoff, manca il pallone, lo restituisce il cronometrista Ronne Benetti. Rimessa laterale da zona offensiva, praticamente un corner per l'Audace Verona. La batte Natascia Barban dalla gemella Melissa, poi Evelyn, poi Puttoff, che è tornata appunto come quinto di movimento. Evelyn sulla sinistra, Melissa Barban, nuovamente per Evelyn all'interno del cerchio di centrocampo. Ancora il tiro di Maretti, gran tiro che si perde però sulla rete alle spalle della porta, difesa da Carturan. Ancora pressione alta dall'Audace Verona, che comunque non molla e prova fino in fondo a rientrare in partita o a rendere quantomeno meno pesante il passivo. Anticipo secco di Ballardin su Maretti, palla per Isa Pereira, dall'altra parte per Elpidio, le sbarra la strada questa volta con grande tempismo, grande scelta di tempo Marta Verdù. Ballardin ancora da Elpidio, il gioco di gambe, ancora Elpidio con il mancino verso Condò, che controlla in qualche modo, e poi il tiro di Isa Pereira, il rimpallo la favorisce, torna in possesso la numero 16 che va all'indietro da Ballardin. Condò, ancora Ballardin a sinistra per Isa Pereira, scambia ancora con l'ex VIP e tiki-taka nella prima parte di stagione. Elpidio, il tentativo di superare in velocità Maretti, si allunga però troppo il pallone, palla sul fondo, anzi scusate, in fallo laterale, proprio davanti alla panchina rossonera, rimessa rossonera con Maretti che cerca il lancio lungo per Melissa Barban, Natascia Barban anticipata facile da Isa Pereira con la testa, Condò, palla dentro, Elpidio! È gol, dice l'arbitro. 5-0, azione in velocità, Isa Pereira, Condò, Elpidio che controlla e sull'uscita di Verdù la supera con un destro secco che bacia la parte interna bassa della traversa e si insacca, palla che poi non tocca effettivamente, se non ho visto male, la rete della porta difesa da Verdù, ma aveva comunque superato in modo abbastanza evidente la linea di porta. Ne fa poi cenno Gioacchino Lattanzio, il primo arbitro in posizione perfetta per valutare, però sulla linea di fondo, e dunque al 6° minuto è 0-5, firmato da Lina Elpidio, che dunque era rimasta a secco nel corso del primo tempo, ma in questi 6 minuti della ripresa ha trovato la doppietta personale. 5-0. Attenzione a Isa Pereira, la porta è vuota. 6-0, esultanza sotto la tribuna, sotto lo spicchio di tifosi del Ocasa Falconara. 6-0 realizzato dopo pochi secondi del quinto di Aline Elpidio. Doppietta anche per Isa Pereira, l'Audace Verona che sta per mollare definitivamente il colpo. È il 63° gol subito dalla formazione di Rossi, sempre più peggior difesa del campionato, mentre invece il Falconara prima di questa partita era secondo attacco del campionato, nettamente però alle spalle del migliore, che è quello del CMB, che di gol prima di questa partita ne aveva realizzati 65, 50 quelli del Ocasa Falconara, ora ha 56. Strada lunga per raggiungere la formazione di Massimiliano Neri, anche se ciò che più conta per la formazione di Domenichetti è questo 6-0 e questa ormai direi più che pronosticabile terza vittoria consecutiva dopo un brutto ciclo, un brutto mini ciclo alla ripresa post mondiale, appunto a metà dicembre, con la sconfitta in Supercoppa italiana al Pala Badiali, tra l'altro il parquet di casa contro il Bitonto 6-3. Sabato 13 dicembre c'è stato un mini ciclo di un punto in 2 partite, 2-2 contro il Bitonto ancora in un
return match, diciamo in un back to back nel giro di 3 giorni, e la sconfitta 2-1 sul campo della Soccer Altamura, e poi questa sarà la terza vittoria consecutiva per la squadra di Domenichetti, 9-1 alla Lazio, 7-4 al kickoff, e ora questo momentaneo 6-0 sull'Audace Verona. Elpidio, 2 gol per lei, 2 gol anche per Isa Pereira che riceve e gioca per Lot, reti poi anche di Balardin e Colucci. È proprio Colucci che riceve da Isa Pereira, rallenta un po' il ritmo anche la formazione marchigiana. Colucci, Isa Pereira con la suola a rallentare, il lancio poi di Elpidio con la testa Melissa Barban favorisce il recupero di Nancy Lot, le sporca poi il controllo e concede la rimessa laterale allo Casa Falconara. 3 gol per tempo dunque, arrivati molto più velocemente diciamo in questa ripresa rispetto al primo tempo. La prima frazione di gioco è il 19esimo, è arrivato il terzo, in questa seconda frazione invece nel giro dei primi 7 minuti, soprattutto il quinto e il sesto, nel giro di pochissimi secondi, sembrava esserci un fallo evidentissimo su Elpidio, clamorosamente non ravvisato da nessuno dei due arbitri. Ce ne sono 2 per fortuna. È stato un fallo clamoroso su Elpidio. Attenzione a Puttoff che ignora colpevolmente Maretti tutta sola davanti a Carturan. Davvero inspiegabile la giocata del capitano rossonero, ancora da posizione defilata Elpidio. Ora Lattanzio che va a chiedere ad un componente della panchina dello Casa Falconara di alzarsi per poi andare ad ammonirlo, quindi ha ammonito un dirigente marchigiano nella formazione ospite. Certo, davvero inspiegabile come non sia stato fischiato il fallo sull'intervento ai danni di Aline Elpidio. Sembrava davvero un fallo solare. Poteva essere il primo fallo, sarebbe stato il primo fallo dell'Audace Verona in questa ripresa. Fallo però che tarda pochi secondi ad arrivare, trattenuta altrettanto evidente di Zandona su Nancy Lot. Primo fallo della ripresa per l'Audace Verona. Un solo giallo in questo match nel primo tempo per Greta Maretti. Puttoff guadagna con la pressione su Carola Colucci la rimessa laterale. Poco fa ha, a mio avviso, colpevolmente ignorato una Greta Maretti tutta sola davanti a Carturan, che avrebbe potuto realizzare quantomeno il gol della bandiera. Attenzione che riparte lo Casa Falconara, palla dentro di Isa Pereira per Nancy Lot, servizio leggermente troppo lungo. E più avanti. Nel frattempo Lot prova a punire l'errato disimpegno dell'Audace Verona con un sinistro che però si perde sul fondo. Di testa Isa Pereira, facile sul rilancio di Verdù, controlla bene, poi a seguire Colucci che si allarga sul destro, calcia da posizione defilata, centrando però molto bene la porta, pallone che era diretto verso l'incrocio dei pali opposto, anche se Zardini ha letto bene e ha respinto in fallo laterale. Altro gioco di gambe, altro ciondolare, sempre davvero bello anche da vedere esteticamente da parte di Giorgia Balardin. Questa volta Isa Pereira sbaglia il tocco per Carola Colucci, un po' contrariata per il movimento della compagna, malinteso tra le due. Evelyn riceve da Zandona, cerca poi una sortita offensiva solitaria, andando un po' a chiudersi da sola e trascinandosi il pallone in fallo laterale. Ballardin si accentra, attraversa il campo da destra a sinistra, cede poi a Isa Pereira, grande giocata in mezzo a 2. Isa Pereira, un gran gol, 7-0, grandissima giocata, Isa Pereira, tripletta. Time out chiesto da Andrea Rossi, che proverà a riorganizzare
principalmente le idee delle proprie giocatrici, che dopo aver retto per lunghe fasi, soprattutto nel primo tempo, hanno ceduto di schianto in questa prima metà della ripresa. Hanno ceduto di schianto in questa prima metà della ripresa al 10-14, a 14 secondi dalla metà della seconda frazione di gioco. È già 4-0, diciamo, il conto parziale della ripresa, 7-0 totale. La tripletta di Isa Pereira, un gol nel primo tempo e 2 in questa ripresa, doppietta anche per Alina Elpidio e marcature singole di Giorgia Fernandes Balardin e Carola Colucci. Ricordiamo le due partite già terminate in questo 12° turno della Serie A Tesis 2025-2026, prima giornata di ritorno. Ieri l'anticipo Lazio-Montesilvano 3-2 e oggi la prima partita della domenica alle 15 al Pala Enrico Mattei di San Donato Milanese, kick-off Bitonto 2-6 a chiudere il quadro. Alle 18 Cagliari CMB Futsal Team e Tiki Taka Francavilla Women Roma alle 18:30. Il derby pugliese Soccer Altamura femminile Molfetta. Andremo poi a dare anche il programma del prossimo turno, la 13ª giornata, seconda di ritorno, che si svolgerà tra sabato 17 e domenica 18, con l'Audace che appunto andrà a anticipare appunto al sabato il proprio impegno. Ma andremo a dare il quadro completo in chiusura di cronaca, esattamente a metà della ripresa. Gestisce il pallone Isa Pereira, bellissimo il suo gol, il suo terzo personale del pomeriggio, il suo ormai 12° stagionale, con cui va a diventare solitaria per il momento seconda miglior marcatrice della stagione dello Casa Falconara, sopravanzando Colucci, che era a 10 prima di questa gara e con la sola marcatura realizzata fin qui è andata a 11, una stagione comunque bellissima e più che positiva per lei. Isa Pereira, che in occasione appunto del 7-0 è andata ad accentrarsi, è andata a ricevere da Balardin, ha spezzato il raddoppio appunto evitando con un solo tocco, un solo dribbling, due giocatrici avversarie, incuriandosi all'interno della difesa rossonera, andando poi a calciare con il piattone sull'uscita di Verdù sul palo lontano, palla che ha baciato il palo interno e si è insaccata, depositata dentro per il 7-0. Evelyn all'indietro da Zardini, controlla male, rilancia in qualche modo, non ne approfitta Condò. Il pallone in verticale per Natascia Barban da parte di Evelyn, con l'uscita di Carturani in anticipo sul numero 26 rossonera a difendere il rinvio dal fondo. Numero 77, estremo difensore ex VIP, ha toccato per Isa Pereira. Carduran, oltre che ex VIP, anche ex kick-off, oltre che 90 e Padova, la giocata molto bella, un pallonetto sull'uscita di Zardini da parte di Elpidio, ha allontanato sulla linea di porta di testa Luana Puttoff, evitando lo 0-8. Isa Pereira di prima, molto bravo questa volta Lucia Zardini a deviare in corner sul mancino di Isa Pereira diretto verso il primo palo. Ancora Elpidio, stavolta dal corner, ancora all'indietro da Isa Pereira, che torna proprio dalla 11, che controlla. Scambiano ripetutamente le due. 8 minuti e 20 secondi al termine di questa partita, che ormai ha raccontato tutto, non ha più nulla appunto da dire, da raccontare questi ultimi minuti di gioco, con il risultato saldissimamente nelle mani dell'Ocasa Falconara, che troverà dunque la terza vittoria consecutiva in questo campionato e salirà a quota 25 con l'8ª vittoria in 12 uscite stagionali, stando al solo campionato. Evelyn Zandonà non salta Condò, più veloce di lei, anche brava a capirne le intenzioni, stava poi per recuperare il pallone Zandonà, brava però Condò a farle carambolare il pallone sui piedi e a guadagnare dunque per la propria squadra una rimessa dal fondo. Isa Pereira, che gestisce tutti i palloni da centrale difensivo in questi minuti di gara. Troppo corto il tocco di Melissa Barban verso la gemella Natascia, e proprio Melissa poi a rientrare su
Elpidio, fase della gara un po' concitata e disordinata, prova a mettere un po' di ordine, la solita Isa Pereira in tandem con Carturan, allarga sulla destra per Nancy Lott, ecco l'ex Atletico Chiaravalle che gioca di nuovo all'indietro da Isa Pereira. Elpidio, ancora Lott ad attenderla Melissa Barban, Lott dal fondo, bel traversone in orizzontale a tagliare tutta l'area di porta senza però trovare pronta, puntuale all'appuntamento con il suo servizio, il suo assist Luana Condò. 2 gol per Lott in questa stagione, 4 per Condò. Bella palla appena per Natasha Barban che cerca Zandonà sul secondo palo, senza fortuna ancora Barban. Natasha che tira, recupera sul rimpallo Melissa Barban che perde palla, 2 contro 2, lo conducono Elpidio e Condò. Elpidio cerca di allargare per la francese 2001, palla però intercettata ancora da Melissa Barban che poi, con l'aiuto di Greta Maretti che fa carambolare il pallone sui piedi di Isa Pereira, guadagna la rimessa dal fondo. 6 minuti e 31 secondi. Natasha Barban, Maretti, Melissa salta molto bene, secco Elpidio, rincorsa di Isa Pereira che arriva a grande velocità e tocca il pallone e respinge la sua azione concedendo solamente un corner. Corner battuto dal lato sinistro del fronte offensivo rossonero. Maretti calcia, la deviazione di Isa Pereira, rimessa laterale questa volta da zona comunque molto vicina al corner per l'Audace Verona. Ancora Melissa sul punto di battuta, dentro per cercare l'inserimento di Greta Maretti. Calcio d'angolo, cerca di stazionare un po' più a lungo in zona offensiva, formazione di casa. All'indietro Melissa Barban da Zandonà che controlla con la suola, calcia in diagonale col mancino, sporcatura di Isa Pereira, ancora calcio d'angolo, questa volta si va dal lato destro però del fronte offensivo rossonero con Maretti che si incarica della battuta, ad osservare il movimento delle compagne, va all'indietro direttamente da Evelyn, ultimo difendente, ultima giocatrice dello schieramento, almeno delle 4 di movimento, ha abbandonato negli ultimi minuti la carta del portiere di movimento, del quinto del power play, Andrea Rossi, che l'ha proposto per pochi secondi, diciamo in modo non continuativo. Recupera palla, attenzione a Melissa Barban che si invola, prova a saltare Balardin, mette poi il pallone dentro essendosi defilata troppo, avendo praticamente raggiunto il fondo, quasi in prossimità dell'incrocio delle righe, quasi verso il corner. Il tiro cross poi che non può essere raggiunto da Zandonà. Balardin scambia con Elpidio, torna in possesso di palla, allarga per Nancy Lott. 5,5. Questo palla prolungato e l'Audace Verona che non alza più di tanto la pressione, cercando quantomeno di una difesa posizionale senza alzare troppo la pressione, cercando di mantenere comunque di lasciare lontano dalla propria porta il Falconara, che comunque alla conclusione ci arriva poi lo stesso nel giro di pochi secondi con un'altra bella azione in velocità. Ancora Elina Elpidio cerca anche lei la tripletta in questo pomeriggio, senza fortuna almeno per il momento. Bel mancino rasoterra in diagonale, bella però anche la risposta con i piedi da parte di Lucia Zardini. E Elpidio, conclusione un po' masticata, un paio di deviazioni, molto brava in questo caso Zardini a far sua la palla in 2 tempi senza farsela sfuggire troppo lontano dalla propria figura e senza quindi concedere la respinta, il tap-in a Nancy Lott, che poi va a commettere fallo cercando di contendere il pallone appunto a Zardini, quando ormai questo è in possesso stabile, sicuro, del portiere rossonero, che è subentrato a Marta Verdù, che comunque sembra non aver più conseguenze dopo il brutto
duro contatto in precedenza con Isa Pereira. Azione un po' troppo personale, un po' troppo individualistica da parte di Evelyn, un po' egoista in questo caso a non servire sulla corsa la propria sinistra. Eleonora Zandonà è proprio la 2003 brasiliana a battere la rimessa laterale. Maretti con poca convinzione a calciare che porta senza calare il minimo grattacapo a Denise Carturan, che raccoglie alle sue spalle e appoggia per Ballardin. Ballardin guadagna la metà campo offensiva, superando la linea mediana del campo, calcia verso la porta di Zardini. Prima dell'intervento del portiere classe 2007 arriva la respinta da parte di Luana Puttov per un'altra rimessa laterale, questa volta dal lato destro del fronte offensivo biancazzurro. Per la formazione ospite il Pidio, l'anticipa Maretti che può volarsi 2 contro 1, dall'altra parte c'è Puttov che controlla male, trova Maretti che sbuccia un po' la conclusione con il piede, che non è il preferito, è quello destro, palla che comunque esce di poco alla destra di Carturan. Siamo entrati negli ultimi 4 minuti, sfiora l'1-7 il gol della bandiera Audace Verona. Lo meriterebbe la squadra dei rossi, quantomeno per lo spirito dimostrato, se non altro nel corso di tutta la prima frazione di gioco, un po' meno forse nella ripresa, anche se alla lunga contro queste squadre così forti, così superiori, alla lunga appunto alla distanza si va a cedere anche in modo fisico, atletico, non solo tecnico e tattico. La giocata molto bella tra Colucci e Lot, palla per il Pidio con una puntata destra di mezzo esterno che si perde sul fondo, vicina nuovamente alla tripletta personale, accarezzata ma solo sfiorata per il momento, in cui sale a 18 in classifica marcatori, alle spalle solamente di Renatigna del CMB Futsal Team, che di reti ne ha realizzate 20. Evelyn, sortita offensiva, Evelyn verso il secondo palo con Melissa Barban anticipata da Lot, che ora guadagna la panchina dopo questa buona giocata difensiva, sostituita da Condò. Un'occhiata ai quintetti: oltre a Zardini ci sono Puttov, Maretti, Evelyn e Melissa Barban per Andrea Rossi. Davanti a Carturani invece Isa Pereira, Condò, Aline Elpidio e Carola Colucci per Giulia Domenichetti. Condò, Isa Pereira. Da destra si accentra, a sinistra per Aline Elpidio. Condò, Elpidio in verticale da Colucci, che difende bene posizione e pallone, e smista per Isa Pereira. Ancora a lungo in possesso palla il Falconara, lo casa Falconara. Condò cerca anche lei la palla in verticale per Colucci, in qualche modo il pallone che poi torna dalle parti di Elpidio, lunga fase di recuperi e contro recuperi, un po' di confusione, risolta, si fa per dire dal destro, da fuori, alto sulla traversa da parte di Aline Elpidio. Barban da sola nel deserto della zona offensiva dell'Audace Verona, si avventura in un'azione individuale, non porta a nulla di buono con il tiro cross, nel momento in cui però nessuna compagna ne aveva seguito l'azione. 130 secondi al termine della gara, 2 minuti e 10. Isa Pereira, Ballardin, Condò, centralmente per Ballardin, che le restituisce il pallone in malo modo, però Zandonà sterza, cade da sola, sperando non si sia fatta male nuovamente. Bruttissimo movimento, anche lo sguardo di Ballardin non dice nulla di buono, si allontana addirittura dalla posizione Ballardin, preoccupata. Entrano in campo nuovamente i sanitari. Zandonà, che era entrata in campo praticamente 3 settimane fa, dopo la rottura del legamento crociato
nel ginocchio, l'ha fatta perdere diversi mesi a cavallo tra le due stagioni, tra la fine della scorsa e l'inizio di questa, anche se aiutata a rialzarsi, si alza e guadagna la panchina sulle proprie gambe, camminando in modo neanche troppo claudicante, diciamo. Sospiro di sollievo, speriamo, fiato davvero trattenuto da tutto il Pala Lupatotina. Cammina bene, dicono qui al mio fianco, e effettivamente tutti abbiamo di grave, per fortuna, per Eleonora Zandonà, che davvero non ha bisogno di un altro brutto infortunio, nessuno ne avrebbe bisogno. Eleonora Zandonà rientrava appunto tra i convocati nel match contro la Lazio e in campo nel match contro il Cagliari. Dopo un lunghissimo stop per un brutto infortunio è tornata anche al gol nella gara pareggiata 3-3 contro il Tiki Taka domenica scorsa. Vero, fiato sospeso tenuto da tutti i tifosi di fede rossonera e di fede biancazzurra in questo momento al Pala Lupatotina. È uscita però in modo, diciamo, abbastanza rassicurante Eleonora Zandonà, che comunque ovviamente per evitare guai maggiori è tornata in panchina. Ci ha provato poi con una buona azione personale, un bel tiro anche potente ma centrale, Melissa Barban, parato in due tempi da Carturan. Ne aveva preoccupato in particolare l'espressione di Balardin, che era andata ad allontanarsi, diciamo, dal punto di caduta dell'avversaria, appunto di Zandonà, con uno sguardo un po' preoccupato. Ripeto, da come si è alzata e da come è uscita non sembrerebbe nulla di grave. Evelyn Puthoff, il lancio verso Melissa Barban, che controlla male. Mancano 22 secondi al termine di questa gara. Isa Pereira, Condò, ancora Isa Pereira, la miglior marcatrice di questa gara, con 3 reti, va un po' a lamentarsi nei confronti di Lattanzio perché a suo avviso il pallone non aveva completamente superato la linea laterale del campo. Direi che non ha senso dilungarsi troppo in proteste. Guadagna il corner a 9 secondi dalla sirena conclusiva Evelyn Luana Tosetto, calcio d'angolo. Lo batte Puthoff, che andrà all'indietro da Melissa Barban, che calcia, mette alla prova i riflessi di Carturan, che respinge con il piede. Bella conclusione da parte di Melissa Barban, che ha cercato il quarto gol del suo campionato. Finisce qui, suona la sirena al Pala Lupatotina. Audace calcio a 5, Verona 0. Ocasa Falconara 7, 3 reti nel primo tempo, 4 nella ripresa, 3 di Isa Pereira, 2 di Alina Elpidio, 1 a testa per Giorgia Fernandes, Balardin e Carola Colucci. Ottava vittoria in campionato per l'Ocasa Falconara, che sale a 25 punti, ottenendo il terzo successo consecutivo dopo quelli contro Lazio e Kickoff. Resta invece a 2 punti senza vittoria ancora in stagione l'Audace Verona, che comunque per un'altra settimana evita l'ultimo posto in classifica, appannaggio, si fa per dire, con un solo punto del Montesilvano Futsal Club. Prossima giornata, la 13ª seconda di ritorno, sabato 17 l'anticipo alle 18:30 CMB Audace Verona. Il resto del programma domenica 18 con, tra le altre, Ocasa Falconara Tiki Taka Francavilla alle ore 18 e il derby alle 20:45 a chiudere il quadro tra Women Roma e Lazio. È tutto per la cronaca appunto di Audace Verona e Ocasa Falconara. Ricordo la vittoria 7-0 delle Citizens, campionesse d'Italia in carica. Io ringrazio FP Video Production e Alex Torinesi per la regia, Alessandro Zamboni per le riprese. Un saluto e ringraziamento per l'attenzione, a risentirci con i prossimi appuntamenti di Calcio a 5 da Giacomo Mozza.